Salve a tutti, stavo dicendo a Nicola Turco, se voi amate Napoli, amate la canzone, amate il teatro, la cultura, vi raccomando, il 5 giugno alle elezioni comunali di Napoli, per il comune di Napoli, votate e scrivete Merolla con la lista civica Napoli Capitale, a sostegno di tutti noi artisti dello spettacolo. Da Napoli proprio, diciamo, Napoli vero, quello del napoletano proprio pulito, che noi abbiamo un cuore grande. E che vi devo dire, signor, la mia preoccupazione è sempre quella. Mio figlio è a spasso, lo dice anche Lettieri, senza lavoro non si può migliorare ed io ci credo. Io lo voto a Lettieri e lo sto dicendo a tutti quanti, votatelo pure voi, perché Napoli deve cambiare. Napoli come sindaco ha bisogno di Lettieri. Non mi candido a sindaco di Napoli. Io mi candido a sindaco di Bagnoli, di Fuorigrotta, di Scampia, di Pianura, di Soccaro, di Piscinola, di Marianella, di Capogliano, di Marra, di Monticelli, di San Giovanni, di Porta Capuana. Io mi candido a sindaco di ogni piazza, di ogni strada. Lettieri non pensa alle prossime elezioni, Lettieri non fa il politico, Lettieri lo fa per passione e vocazione, Lettieri non pensa alle prossime elezioni ma pensa alle prossime generazioni, Lettieri non vuole uno stipendio, Lettieri non lo fa per mestiere, Lettieri è stanco di vedere la città in queste condizioni. Non dico niente ai miei avversari, io parlo con Napoli e con i napoletani, io sono il popolo napoletano, io sono nato col popolo napoletano, io rispondo e parlo solo con Napoli e con i napoletani. Loro hanno aperto una campagna elettorale. Noi invece abbiamo aperto una campagna di civiltà, una battaglia di civiltà per la città di Napoli. Loro l'hanno già fatta altre volte, questa a noi era la prima volta, loro ci rincorrono, noi abbiamo detto un mese e mezzo fa che lasciavamo il 30, una settimana fa abbiamo saputo che ci sono il 30 anche loro. Ci rincorrono, è impensabile che uno pensa a 3 km della città di Napoli, in cui 3 km vivono il 5% dei napoletani. La maggioranza dei napoletani vive in situazioni allucinanti. Il mio impegno è dare vivibilità innanzitutto a quelle zone. Le municipalità devono avere deleghe, devono lavorare, ogni municipalità ha 80, 100, 120 mila abitanti, è una città del nord, non è possibile averla in queste condizioni sono solo centro dei costi, invece bisogna dare deleghe operative perché sono loro che stanno sul territorio. Abbiamo installato i gazebi in 30 quartieri, abbiamo avuto dai napoletani le priorità, i 10 punti sono nati dalle priorità che ci hanno indicato i cittadini e quelli sono l'impegno solenne che io ho preso nei confronti dei cittadini. Gianni Lettieri sarà il sindaco di una città che si fa bella. Sono fiero di essere figlio del popolo napoletano. Ho lottato per guadagnarmi da vivere, mi sono fatto spazio nel mondo dell'impresa, puntando sulla mia voglia di fare. Ho deciso di dedicare a Napoli tutte le mie forze. Dopo aver avuto tanto dalla mia città, voglio ricambiare ridandole una nuova dignità, esaltando nel mondo la sua bellezza. Sarò con voi nei quartieri, nelle scuole, per le strade. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi della nostra città e della nostra terra. E lo sto dicendo a tutti quanti, votatelo pure voi, perché Napoli deve cambiare. Napoli come sindaco ha bisogno di Lettieri.